Seconda parte di Mani e Fuori. Abbiamo parlato della trasferta di Ravenna, abbiamo parlato che questa settimana, appunto, come abbiamo detto, la Tonazzo si fermerà, osserverà il suo turno di riposo, tornerà a giocare tra una decina di giorni la prossima partita con Piacenza, una Piacenza, Sandro, che è tornata a vincere, no? Dopo 9 sconfitte consecutive, se non sbaglio, un record negativo che da quelle parti credo non abbiano mai toccato. Mi sa che l'effetto Meoni inizia anche là un po' ad avere, visto che... Meoni adesso fa una sorta di vice allenatore, sì, no? Dà una mano. Lavorano assieme da quello E forse è quello il suo ruolo, però più... Sì, beh, mi sa che non è mai entrato, per cui effettivamente è andato là per dare una mano. In allenamento più che Sì, altro. hanno esonerato l'allenatore, a quel punto era anche sciocco non sfruttare l'esperienza di un uomo. Anche perché andare a prendere un allenatore per 4-5 partite sì. poco Ormai senso. secondo me loro non so se rientreranno nei playoff, hanno una piccola chance, per cui penso che completeranno l'anno e poi... Sarà interessante capire il futuro, no, di questa società più che altro. Ma sì, penso che non sarà l'unico, bisogna capire, anche se dalle ultime notizie che io ho ricevuto sembra che la situazione si sia un attimino tranquillizzata. A Piacenza? Sì, a Piacenza, so che hanno iniziato a pagare gli stipendi regolarmente, per cui sembra che si sia messa un attimino. Poi per il proseguo non so effettivamente quello. Sì, bisogna capire un po' anche perché è una piazza comunque ambiziosa, quindi fai fatica a Piacenza a dire facciamo una squadra di giovani per arrivare penultimo. No, ma anche perché quest'anno sicuramente non hanno badato a spese. No, anzi. Una squadra che prende Ostapenko, secondo me, certo, non bada a spese, perché aveva fatto forse un progetto, gli è andato male qualcosa, però penso che il presidente Molinaroli in qualche modo riuscirà a mettere in piedi ancora anche per l'anno prossimo una squadra competitiva. Roberto, invece prima accennavo alle tante iniziative che state mettendo in pista, sono veramente molte. Da quale cominciamo? Andiamo per ordine. Beh, quella prossima, intanto abbiamo il 22 di marzo la finale di Coppa Veneto, che è una manifestazione abbastanza ambita dalle nostre società di Serie C e Serie D. La faremo a Solesino, nel Padovano. Poi c'è il Mestrino che gioca, mi sbaglio? Credo di sì, perché le semifinali sono ancora in corso. Poi avremo, quest'anno tocca a noi organizzare anche la Coppa Triveneto, assieme al Friuli e al Trentino, chi vince le varie coppe regionali. Quindi facciamo un ulteriore... Chi vince la Coppa Veneto fa la Coppa Triveneto. Fa la Coppa Triveneto. Chi vince poi la Coppa Triveneto fa la Coppa delle Alpi. Allarghiamo sempre più. Spettacolare. Non c'è limite. Non c'è limite, con le regioni del nord Italia, certo, Lombardia, certo, Valle d'Aosta, Liguria, eccetera. È una bella iniziativa questa. Sì. Quest'anno a rotazione tocca a noi organizzare la Coppa Triveneto, la faremo nella zona di Motta di Livenza, sì. E poi avremo il trofeo delle province Under 14 il 28 e 29 marzo nella zona di Abano. Questo è un torneo che facciamo per incentivare il settore maschile. Sono 10 anni che lo facciamo. E credo che anche... Il delle province che vogliamo spiegare, a cui partecipano le selezioni una selezione di ogni provincia del Veneto, 7 province del Veneto, più la provincia di Trento, e facciamo questo torneo per dare un po' Se non sbaglio, Andrea, voi avete Elisa che si occupa di selezioni femminili della provincia di Padova. Selezionatrice, sì. Abbiamo anche degli atleti in selezione maschile, bene. Anche qualche papabile in selezione qui. No, sapevo che date una mano anche concretamente, no? In termini... termini. Questo era solo il maschile, mentre poi il trofeo delle province, quello normale maschile e femminile under 14 e 15, lo faremo nella zona di Conegliano, verso il 10 di maggio. E poi arriverà l'estate, che avremo diversi appuntamenti, uno tra l'altro un collegiale della nazionale femminile ad Abano, si alleneranno al Pala Fabris dal 15 al 25 giugno, e poi la World League, 2 tappe della World League Italia-Australia, il 12 giugno a Jesolo e il 14 giugno a Verona. Quindi ce n'è a sufficienza per vedere un po'. Questo Veneto comunque, adesso non perché sei con te, ma Padova in particolare e il Veneto più in generale sta diventando punto di riferimento per la FIPA. Cioè, voglio dire, adesso la dico brutalmente un po' da giornalista così di vecchia data,
quando non sanno dove andare, qua arrivano, cioè non perché siamo l'ultima ruota del carro, ma perché sanno che cascano sempre in piedi. Sì. Io l'ho detta io. Sì, e io la confermo. Io la confermo, no, effettivamente nel Veneto trovano sempre un appoggio sicuro e una garanzia, quindi non è che sia la posizione di riserva il Veneto, è un qualcosa che vogliono effettivamente partecipare e essere presenti nella nostra regione perché sanno che trovano una risposta, Tra l'altro adesso adeguata. vedo che usate, passami anche qui il termine un po' brutto, sempre di più il bacino termale di Padova, quindi di Abano e Montegrotto, che sta diventando anche lì un punto di riferimento. Ma nella regione noi abbiamo 2 zone che sono abbastanza appetibili per quanto riguarda il discorso alberghiero, per fare manifestazioni così. Una è Jesolo ovviamente nel periodo pre-estate, sì, quindi da marzo certo. ai primi di maggio, e poi abbiamo Abano, il consorzio di Abano, che con loro abbiamo fatto diverse manifestazioni e ne vale la pena. Insomma. Certo. Beh, anche voi Sandro, no? Sì, no, se non ricordo male c'è anche, se non ho capito male, c'è anche la finale Under 19 ad Abano, non sbaglio. C'è anche la l'Under 19, non solo ad Abano. La tenevo per ultima. Sì, era per dire un po' la volta. Per dire un po' la volta. La finale nazionale Under 19, sì, che faremo sempre, ovviamente Abano in Selvazzano. Speriamo di esserci. Potrebbe essere. Mi dicono che l'Under 19 sia quella che forse potrebbe fare un po' più fatica, non perché sia scarsa, ma perché il livello è no, molto... secondo me se la giocano, perché c'è solo un posto, se la giocano con Treviso, da quello che posso vedere. Mentre per l'Under 15 mi risulta che ci siano 3 posti, se non sbaglio, per le finali nazionali, quindi lì insomma speriamo che Padova possa farcela. Gonzalo, in Argentina? Quanto ti manca l'Argentina? Adesso hai avuto, allora, nell'ordine, la fidanzata, quanto è rimasta qua la fidanzata? Mi faccio poi i cavoli tuoi, vedi? 2 mesi e mezzo. Insomma, vabbè dai. Com'è stata lei? È stata bene? Sì, benissimo, benissimo. Sì? Tutto a posto. Sì. Tutto a posto? Sì. Tutto a posto. Adesso la mamma? Adesso la mamma e dopo il mio cugino arriva tra 2 settimane, quindi... Dai, allora un pezzetto di Argentina viene qua. Quindi. Dai. Comunque stai bene qui a Padova adesso? Perché la prima volta che sei venuto era poco che eri arrivato, adesso invece insomma sei qualche mese? Cosa dici di questa città? Benissimo, mi piace tantissimo anche andare a fare un giro al centro, la gente, è anche una città tanto grande. Quindi... Ascolta, tu sai quando hai bisogno di trovare qualche ristorante a chi devi chiedere? Sandro. Ok. Sì. Lui è la guida Michelin, sai? Sai cos'è la guida Michelin? È la guida dei migliori ristoranti che ci sono in Italia, no? C'hanno le stelline, Sandro c'ha la sua. Però il rapporto qualità-prezzo di quelli di Sandro, no? Sandro? È che ho in squadra della gente che è una roba... Ascolta, raccontami un po', perché non è che devi parlare di Piacenza, io voglio sapere se rompono le scatole, cosa mangiano. No, ma in effetti lui te lo può dire, ogni volta abbiamo qualche giocatore che è una roba incredibile. Anche quest'anno? Ma sì, ma non capisco, anche quest'anno. odiano le verdure, pensa a te. Beh, quello sai che i ragazzi giovani... Guarda come ridono le ragazzine, quelle ragazzine, le ragazze qui, anche voi non riescono a capire... Miei figli uguali, siete tutti uguali. Non riescono a capire l'importanza. Beh, sì, non entriamo nel conflitto. Stendiamo un velo pietoso. Però ti dico, effettivamente è capitato a Ravenna, sì. A Ravenna, mamma mia, a Forlì, scusa, perché eravamo a Forlì. Hanno portato un primo piatto che era secondo me eccezionale, te lo può confermare anche. Solo che era fatto a base di verdure. Niente. C'era qualcuno che vedevi era là con che toglieva. Anche lui? No, lui è ragazzo perché gira al mondo, lui sai che è uomo di mondo, si mangia quello che si trova, no? Sì, si mangia tutto. Ascolta Sandro, ma raccontami io voglio sapere in trasferta come si siedono in pullman, qualche aneddoto, qualche rito. In fondo si mette Garghella. No, adesso diciamo un po' di cose che non si sanno. No, ma la cosa adesso quest'anno, io non lo sapevo, ma i due ormai, dico argentino anche Orduna, sì. I due argentini quando abbiamo le trasferte lunghe, si mettono 3, 4, 5 ore e giocano a carte. Io non sapevo mica, sono appassionati di giocare a carte a briscola. È una cosa incredibile. Stanno là 4-5 ore, ma si sfottono in un modo. Ma è una cosa incredibile. Ma fate anche i gesti a briscola? Sì, anche i gesti? Sì, perché c'è un gioco in Argentina che si chiama trucco, che si assomiglia gioca solo in Argentina. No, non assomiglia a niente. Ma fate i gesti? Ma sì, ma l'asso com'è? Com'è l'asso?
E l'asso? Ah sì, così. No? Come là? No, carico quello. No, non di briscola, stai dicendo di quello. Sì, beh, con Santi quindi- le facciamo qui. Quindi voi fate dei gesti che gli sì. altri due padovani non Sì. capiscono. Devi chiederle al tuo figlio cosa ha fatto. Ecco, esatto, non vorrei. Il problema è che perdono spesso loro, da quello che mi risulta perdono spesso. Ma no, ho vinto tutti. No, Solo una volta. io parlo col mio fisioterapista che fa parte della... Passa sempre all'incasso alla fine. Un po' di curiosità dai, ci vogliono intanto, perché queste trasferte bisogna anche un po' vivacizzarle. Sai no, cosa? Sandro? È completamente abbandonato il film. Quest'anno, Sì? Non va più di moda il film? No, quest'anno il film... allora vedi, in fondo i 4 che giocano e poi tutti quanti con queste cuffie. Tecnologia. Andrea, voi fate trasferte più vicine, però immagino che anche voi abbiate qualche rito in trasferta o no? Ridono tutte, per cui non so... Se vuoi dire tu, se no, qui c'è il microfono. Anzi, facciamo fare anche il microfono. Purtroppo l'allenatore mi sentirà, purtroppo. Ciao Cis. Di solito prima della partita un goccio di vodka alla menta aiuta. Il vodka alla menta? Sì. Ma chi lo beve? L'allenatore o le ragazze? Il capitano. Il capitano? Sì, e qualcun altro. Sono questi piccoli riti? Sì. Roberto, siamo sicuri che andiamo a incorrere nei doping? È una tecnica segreta. Non lo diciamo. Sì, no, dai, qualche volta. È qua il capitano? No, non è qua. Non c'è il capitano. Non è potuto venire a causa lavoro. Non c'è il capitano. Sì, difatti adesso tirerò le ire dell'allenatore. Sandro, questo Berruto che viene, però, bene, è vero che sta facendo il giro dappertutto, però insomma, una bella soddisfazione anche per loro che si allenano. È bella come iniziativa, credo che in passato sia successo rare volte, no? Mi pare. Sì, che io mi ricordi, l'ho visto una volta quando era Anastasi, che l'ho visto al Palafabris. Tu c'eri già con Berruto quando lui era a Padova, mi pare, vero? Sì. Quanti anni sono che tu fai team manager qua, a proposito? È una vita, Dimmi un numero però, più o meno, dai. Ascolta, ti dico, sono 40 anni fra quando ho iniziato con la femminile. Allora, tu sai che la parentesi della Thermomaker no, ma c'era prima col CUS femminile addirittura prima. Col CUS femminile? Dal 78, dal 76. Ma poi invece con Padova da quando? Con la pallavolo Padova? Guarda, prima di Lorenzetti stiamo parlando di 16 anni. Lorenzetti 2000, sì, 99-2000, quindi 16 anni l'anno prima. Quindi Berruto tu hai vissuto anche vicino a Berruto? Quei 4 mesi. Poi vogliamo ricordare, Mauro Berruto si è dimesso, la squadra faceva un po' di fatica, lui tra l'altro con grande dignità e sempre con grande serietà, perché bisogna dare atto. Mi ricordo molto bene, eravamo a Macerata. Ricordo. Eravamo in diretta Sky addirittura, e lui ha dato dimissioni. Sì, con grande... si può dire in diretta. Sì. Però insomma, so che torna sempre volentieri qua, perché lui... No, ma poi abitava anche vicino a casa mia, e ci vedevamo spesso. La moglie, adesso non ricordo, ma penso che abbia partorito a Padova addirittura la seconda figlia. Lui aveva un ottimo ricordo. Purtroppo è andata male l'esperienza di Padova. La squadra con i tedeschi quell'anno, no? Si chiamava Giotto quell'anno la squadra. Sì, poi io mi ricordo ancora che abbiamo fatto una figuraccia a Macerata e la domenica successiva, se non sbaglio, 3-0 con Cuneo. Con Cuneo, sì, lo ricordo bene io. Te lo ricordi bene, ecco, per cui... C'erano Andrai, Crom... Sì, che si sono messi a giocare tutto sul momento, hanno acceso il microchip e non ce n'è stata per nessuno quella partita là. Esco? Sì, che poi non è una squadra scarsissima, no? Almeno a rivederla così. Tutt'altro. Infatti. Vabbè, comunque l'importante è che venga qui, insomma, materiale ce n'è. Ti sembra giusta la classifica fino adesso, per quello che può essere giusta una classifica? Ti aspettavi, Sandro, qualcosa di più, qualche squadra che ti sta deludendo? No, mi sta sorprendendo naturalmente Verona. Verona, certo. Verona sta facendo veramente un ottimo... Maso è contento, è sempre una squadra del Veneto, No, per carità, sta facendo molto, molto bene. Quello un po' così che è altalenante è Macerata. Macerata personalmente sta avendo degli alti, è ancora lì e secondo me dirà la sua fino alla fine. Però è quella che effettivamente non sta un po' deludendo, diciamo, le aspettative. Con il potenziale che ha doveva, secondo me, uccidere il campionato. Invece Modena ha preso un po' di distacco. Direi molto bene Latina, anche Molfetta, sebbene
non amo quelle squadre che in corso d'opera cambiano troppo 4 giocatori, 5 specialmente se stranieri. Se stranieri, ecco, e non valorizzano, e non valorizzano i giovani, avendo la possibilità con questa Superlega di far... Ma vanno bene gli stranieri, perché siano giovani, io credo, no? Cioè credo comunque in questo progetto, perché li valorizzi per te, li valorizzi per le altre nazionali, come è il caso di Gonzalo e di tanti altri. Sì, poi vedi, per carità, vedi una società come Monza, che un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, prende un russo che neanche si sa, non ha mai giocato, certo. Prendi un russo per che cosa? Prenditi un ragazzo italiano delle giovanili e portatelo su. Un po' Veres a Milano, 35 anni, insomma. Esatto, cose di questo. Però sai, ognuno fa quello che ritiene più opportuno. Noi siamo stati coerenti e diciamo che, da quello che mi risulta, siamo stati l'unica squadra che non ha integrato con nessuno in corso d'opera. Ti piace questo campionato, Gonzalo? Il livello tecnico, cosa dici? Perché tu insomma sei molto giovane, hai 22 anni, quindi sei molto giovane, però è qualche anno che giri un po' per il mondo. Come ti sembra il livello medio di questa Superlega? No, il livello è altissimo, anche più alto di quello che pensavo prima, sì, perché il mio fratello ha giocato qua tanti anni, A1 ha giocato 2-3 anni. A Ravenna, no? Anche. Ha giocato a Ravenna, ha giocato anche a Vivo, A2 ha giocato a Bassano, Catania. Ma se lui mi ha detto, guarda che questi anni, dopo che lui è partito a Brasile, il livello ha abbassato un po' perché dopo la crisi, ma questo anno hanno portato tanti giocatori fortissimi, quindi le prime 5-6 squadre sono fortissime. Esatto, forse c'è un po' di differenza, no? abbastanza grande, poi si vede anche con i numeri della classifica tra le prime della classe che possono giocarsene anche a livello europeo e invece quelle altre che stanno un po' più... Sì, ma il livello tecnico-tattico è fortissimo. Dove gioca tuo fratello adesso in Brasile? Adesso in Brasile gioca nel Canoas. Come va? Stanno giocando il playoff, hanno perso il primo gioco contro la seconda squadra, adesso giocano domenica, se perdono quella è finito il campionato. Sono verso la fine. Aspettiamo che vincano. Tra l'altro, ne parlavamo prima con Gonzalo fuori onda, prima di andare appunto in onda, Valerio Baldovini non è solo l'allenatore della Tonazzo Padova, ma è anche l'allenatore o il selezionatore, no, della selezione, della rappresentativa regionale. Quindi, no? È un tuo allenatore, Roberto? Ha un doppio ruolo. Selezione regionale, vogliamo dire anche 2 parole su questa, come funziona, che tipo di torneo fa? Sì, allora la selezione regionale praticamente inizia l'attività, l'ha iniziata da un mese a questa parte per preparare al Regional Day. Regional Day è un appuntamento di una giornata dove vengono selezionati tutti i ragazzi del Veneto in presenza degli allenatori delle nazionali. Poi si va avanti col lavoro delle selezioni provinciali. Una volta terminato il trofeo delle province a maggio si inizia la vera e propria attività della selezione regionale, quindi con allenamenti, che è under 18, che è under 16. Under 16. E quindi parte tutto un lavoro fino alla fine di giugno dove vengono selezionati 12 ragazzi che partecipano al trofeo delle regioni. Quest'anno tra l'altro il trofeo delle regioni lo faremo in Sicilia, in provincia di Messina, quindi avremo anche una trasferta abbastanza... Beh, i ragazzi sono contenti. I ragazzi saranno contenti sicuramente. Qualche anno fa che è stato fatto qui ad Abano, dicevano ma no, siamo qui ad Abano. Siamo in casa. Non era una trasferta quella. No, sarà una trasferta lunga, comunque le aspettative nostre sono sempre molto, molto forti perché il Veneto è sempre una regione... Perché hai scelto Valerio? Ma io Valerio lo conoscevo ancora quando ero presidente provinciale a Vicenza e aveva fatto la selezione provinciale e poi, è facile dirlo, ma riverso in Valerio una stima profonda come persona prima di tutto e poi come tecnico. Lui ha fatto tra l'altro l'esperienza anche a livello nazionale seguendo in parte il Club Italia, in parte il nazionale pre-Uniores, quindi ne ha esperienza e credo che nell'ambito veneto nessun allenatore possa dire qualcosa a un allenatore come Valerio. Che è anche veneto, quindi voglio dire... Che è anche veneto, oltretutto. A maggior ragione può portare, no? Certo. Dicevamo prima che è uno che fa lavorare, no Gonzalo? Sì, si lavora tantissimo con Valerio, anche bene.
perché è un allenatore che è aperto a nuove idee, così, quindi se tu hai qualcosa si può parlare, quindi quello è molto importante in un allenatore. Su cosa sta lavorando su di te di più? E la ricezione tanto, Ricezione. sì, abbiamo bisogno di migliorare quello, anche l'attacco, ma la ricezione soprattutto. Ascolta, la macchina spara palloni la usate sempre? Sì, quando funziona. Come quando funziona? Oh, non dire Sandro! Ne hanno due. Ne hanno due. Ne hanno due? No, sì, adesso Perché si incastrano ogni tanto? Sì, adesso l'hanno sistemato, Alessandro l'ha sistemato. Ascoltami, ma si fa più fatica a prendere la palla della spara-palloni oppure se batte, non so, Giannotti per dire? Quella di Giannotti dipende per la velocità, anche perché gira un po' diverso, flotta un po' di più con la macchina. Quindi. Ma serve? La macchina serve? Sì, serve perché prendi tanti ripetizioni in poco tempo, quindi sì. Abbiamo parlato anche di macchina spara-palloni. Ci fermiamo qua per la seconda parte, nella terza parte, grande spazio, chiaramente a Sant'Angelo, tra poco.